Il Dio che illumini i cieli e colmi gli abissi, arda nei nostri petti perpetua la fiamma del sacrificio. Fa più ardente della fiamma il sangue che scorre nelle vene, vermiglio come un canto di vittoria. Quando la sirena urla per le vie della città, ascolta il palpito dei nostri cuori votati alla rinuncia. Quando a gara con le aquile verso te saliamo, ci sorrega la tua mano piagata. Quando l'incendio, irresistibile a Pampa, bruci il male che si annida nelle case degli uomini, non la ricchezza che accresce la potenza della patria. Signore, siamo i portatori della tua croce e il rischio è il nostro pane quotidiano. Un giorno senza rischio non è vissuto, poiché per noi credenti la morte è vita, è luce. Nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell'inferno dei roghi. La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio, per Santa Barbara Martire così sia. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenta, non prende sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Si è festeggiata oggi, mercoledì 4 dicembre, Santa Barbara, la patrona dei Vigili del Fuoco, che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità. Viene festeggiata dal personale in tutti i comandi e distaccamenti d'Italia. Nell'occasione è stato stilato anche un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno. Dal 1 dicembre 2018 al 30 novembre 2019 nel Veneto sono stati 45.651 gli interventi dei Vigili del Fuoco, a fronte di 56.859 squadre intervenute. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente c'è stato un aumento pari a 2.215 interventi in più. Oltre 3.000 per la precisione, 3.034 gli interventi che sono stati eseguiti dal personale dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda il comando provinciale di Rovigo. La cerimonia a Rovigo si è aperta con un commosso omaggio ai colleghi caduti in servizio, con la deposizione della corona di fronte al cippo che si trova all'ingresso del comando dei Vigili del Fuoco. Poi la Santa Messa, officiata dal Vescovo della Diocesi di Adria Rovigo, Pier Antonio Pavanello, e dal Cappellano del Corpo, Don Gianni Vettorello. Un momento particolarmente intenso è stata la lettura della preghiera del Vigile del Fuoco. Poi si è passati alla consegna dei riconoscimenti per meriti di servizio e alla consegna dei nuovi gradi per quanti sono passati di qualifica. A rendere ancora più sentita la cerimonia, poi, ha pensato la ricorrenza del ventennale dell'intitolazione della nuova sede del Comando Provinciale di Rovigo al comandante Giuseppe Piccinno, che ha retto il timone del comando per un decennio tra gli anni 70 e 80. A tratteggiare un suo commosso ricordo l'ex collega Giuseppe Madrigano, che ha poi abbracciato la moglie del comandante, alla quale è stato consegnato anche un omaggio floreale. Per quanto concerne i dati statistici, l'ultimo anno ha visto i Vigili del Fuoco impegnati su 524 incendi ed esplosioni, 32 casi di inquinamento, 451 incidenti stradali, 24 recuperi, 99 verifiche statiche, 556 soccorsi e salvataggi, con inoltre 1122 interventi di varia natura. Un sentito grazie a tutti i suoi uomini è arrivato dal comandante Giorgio Basile.
Se da un lato si è riconfermata l'insostituibilità dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale di un efficace moderno sistema di protezione civile, dall'altro è passa evidente la straordinaria multidisciplinarità delle competenze tecniche ascrivibili ai funzionari tecnici e al personale operativo tutto, nessuno escluso, dalla quale non si può prescindere al fine di garantire risposte immediate ed efficaci in simili contesti.